Ancora buon pomeriggio ai nostri telespettatori del Punto. Oggi insomma puntata importante perché parleremo all'interno del dibattito della questione dell'aeroporto di Catania, la privatizzazione, la prima in Sicilia probabilmente, questo è l'auspicio di tanti, seguirà poi la privatizzazione dell'aeroporto di Palermo. Cercheremo di capire tecnicamente che cosa significa privatizzazione, insomma anche per l'economia della Sicilia, ma prima di cominciare il dibattito io saluto l'assessore regionale al territorio Giusy Savarino che è con noi perché non potevamo restare nell'attualità, buongiorno assessore, non potevamo non restare nell'attualità sulla questione di Mondello, che è diciamo una sentenza che in qualche modo ha fatto storcere il naso soprattutto alla politica e poi ai palermitani che non sanno come beneficiare della loro spiaggia preferita. Allora, assessore Severino, insomma, una sentenza questa della spiaggia di Mondello, insomma, che riguarda la spiaggia di Mondello, intanto attesa perché doveva arrivare nel giro di poche ore, è arrivata dopo una settimana. In buona sostanza, la sintetizzo io per i nostri telespettatori, anche perché risparmiamo così anche un po' di tempo di spiegazioni tecniche. In buona sostanza il Consiglio di Giustizia Amministrativa si è pronunciato diciamo, sulla decadenza delle concessioni alla società che ha gestito questa spiaggia per 100 rotti anni, 116 mi corregga se sbaglio, una spiaggia di fatto pubblica, privatizzata, con i tornelli, ricordiamo tutti le lotte, la battaglia del deputato regionale Ismaele Lavardera, da lì poi sono nate tante altre situazioni, si è scoperto che la ditta che lavorava per questa società diciamo, aveva anzi non aveva le interdizioni ma doveva averle perché dentro c'erano personaggi diciamo con qualche ombra legate alle criminalità organizzate. Insomma, tutto questo che cosa è diventato poi? Assessore, ce lo dica lei. Sì, io con i miei uffici ovviamente quando abbiamo avuto delle notizie di zone grigie nella concessione della spiaggia più importante della città capoluogo di Sicilia, che è Mondello, abbiamo immediatamente interloquito con la prefettura, chiesto un aggiornamento delle certificazioni antimafia, certificazione che è stata negata per la GM Edile, che è la società che per conto della Italo-Belga svolgeva una serie di funzioni anche più di quelle che erano state comunicate e autorizzate dalla regione siciliana, e invece l'Italo-Belga, che era la concessionaria, è stata ha avuto una misura che è particolare, non gli è stata negata la certificazione antimafia, ma sono stati commissariati, cioè sono stati accompagnati in un percorso che potesse liberarli dal rischio infiltrazioni. È una misura insomma in cui di fatto il prefetto riconosce che dei rischi di infiltrazione ci sono stati, e però non tali da inficiare la governance, ma tali da imporre una sorta di commissariamento, una collaborazione per uscire dai rischi. Tutto questo ovviamente ha creato grande scompiglio, oltre alla segnalazione del collega che lei citava c'è stata un'importante relazione della commissione antimafia regionale che si è occupata della vicenda. Questa relazione ha fatto evincere delle altre regolarità che a noi come regione siciliana non erano conosciute. Insomma, si è avviato un iter la cui tempistica, lo voglio dire, è dettata dalla procedura amministrativa, quindi nessuno di noi voleva arrivare, avremmo voluto tutti che si decidesse in tempi molto più lontani, ma le tempistiche delle procedure amministrative con deduzioni, controdeduzioni, audizioni, insomma, prevedono ovviamente il rispetto del contraddittorio e quindi una tempistica un po' lunga. Noi comunque a febbraio abbiamo revocato questa concessione per una serie di irregolarità e anche di ombre. Allora, assessore, mi scusi se la interrompo. Diciamo, fino a qui sì, tutto regolare, no? Anche perché anche il rispetto, diciamo, all'assenso, alla percezione dell'opinione pubblica che vede una ditta con alcuni personaggi, come dice lei, in zona grigia, è stato accertato che c'erano nomi pesanti della criminalità organizzata di Palermo dentro questa società GM Edil che lavorava per conto della società italo-belga nella sistemazione, nell'allestimento della spiaggia, nella manutenzione, eccetera. È chiaro che, diciamo, sembrava tutto scorrere diciamo, normalmente, no? Tutto diciamo, nella regolarità delle procedure. Arriva questa sentenza diciamo, che restituisce la spiaggia alla società italo-belga.
La correggo, è un'ordinanza perché siamo in fase cautelare, mentre il TAR ha negato la sospensiva, dando ragione all'iter che noi avevamo seguito e non ritenendo che ci fossero motivi di fumus boni iuris o di periculum in mora. Il CGIA ha riformato l'ordinanza del TAR e ha riconosciuto la sospensiva. Il merito verrà trattato, immagino, a settembre. In buona sostanza si dice che nel comune e nella regione sono in grado di gestire questa spiaggia soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico. C'è di più, in questa decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa viene detto che la regione ci ha pensato troppo tardi, cioè avrebbe dovuto nel momento in cui sospendeva la concessione alla Italo-Belga provvedere già a chi doveva sostituirlo, cioè chi doveva gestire la spiaggia. In realtà voi avete fatto tutto, diciamo, come norma vuole, no? Cioè, per quanto, diciamo, di procedure amministrative ne possa conoscere poco, però mi è sembrato, diciamo, che questa procedura è stata tutta in regola, cioè voi avete individuato, avete preparato i bandi per gestire i 13 lotti della spiaggia, quindi non più a un unico concessionario ma a più concessionari per gestire anche la questione della concorrenza, che è ovviamente importante, ma soprattutto per lasciare libera questa spiaggia e restituirla ai palermitani. Che è successo? Io qua mi sono perso. Allora, lì è il punto che mi fa più dispiacere, perché poi le ordinanze ovviamente si rispettano, però io non la condivido, soprattutto in questa parte, perché noi avevamo attivato una serie di misure addirittura prima della Camera di Consiglio del TAR, perché immaginavamo che potesse essere utilizzato il tema del rischio caos sulla spiaggia, per cui noi avevamo fatto una serie di incontri col comune, perché considerate che l'area che ha la Italo-Belga è infinita, oggi non potrebbe mai essere assegnata un'intera spiaggia come è stato allora alla Italo-Belga, perché con le nuove direttive, le linee guida e una volta fatti i PUDM è chiaro che è impossibile che una unica società abbia tutta la spiaggia come è successo in questi 116 anni, e il PUDM di Palermo è in via di adozione, quindi l'anno prossimo questo tema non ci sarà più. Ma la cosa è, quindi quello che oggi è della Italo-Belga, secondo il redigendo PUDM, che per noi va rispettato, anche perché è redatto da un'istituzione che è rappresentativa, che è eletta, quindi vanno rispettati, metà di quell'area rimane spiaggia libera, l'altra metà andrebbe assegnata attraverso i bandi quando si conclude il PUDM. In fase di redazione lo strumento che abbiamo noi sono le autorizzazioni brevi, che sono per la stagione estiva. La tempistica per che cos'è il PUDM? Perché sennò i nostri telespettatori non capiscono. Scusi, sì, ha ragione. Il PUDM è il piano di utilizzo del demanio marittimo, una cosa che fino a un anno e mezzo fa in Sicilia era praticamente sconosciuta ai più, perché soltanto un comune, San Vito Lo Capo, l'aveva adottato. In un anno e mezzo, da quando io sono assessore, ho semplificato l'iter, ho dato i fondi ai comuni per prendere all'esterno i tecnici che magari non avevano nel loro organico, abbiamo creato un soccorso istruttorio tra noi, i nostri uffici e gli uffici comunali. Insomma, nell'arco di un anno e mezzo siamo passati da un PUDM redatto a 93 PUDM adottati. Noi ci prepariamo anche con un PUDM regionale, perché alla scadenza del 2027 con la Bolkestein dobbiamo individuare attraverso la pianificazione quali sono le aree destinate a spiaggia libera, quelle destinate ai balneari, quelle asservite agli alberghi, quelle che sono invece impossibili da utilizzare per diversi divieti. Insomma, una pianificazione ordinata viene fatta attraverso una programmazione. Allora, Sicilia, scusi se la interrompo un attimo. Ora c'è. Scusi se interrompo. Intanto questa storia, diciamo, della concessione e della gestione del demanio marittimo ovviamente si riverbera su tutta la Sicilia. Ci sono casi ovviamente simili alla Italo-Belga anche da altre parti della Sicilia, e questo è un tema. C'è il tema però della politica. Oggi il collega direttore di Repubblica Emanuele Lauria ha scritto un editoriale pesantissimo sul suo quotidiano, dicendo che la politica si è fatta commissariare praticamente da questo tribunale. Il Partito Democratico non le ha mandato a dire, dice questo è un tribunale certamente da riformare, perché c'è uno sconfinamento diciamo da parte dei giudici. Quindi che succede? Si riaccende di nuovo l'ordinanza effettivamente non ha proprio grandi coerenze e sborda rispetto a una ratio che dovrebbe essere soltanto di ragioni di legittimità giuridica, e peraltro soltanto sul fumus, insomma siamo nella fase cautelare, e fa una valutazione peraltro a mio avviso errata di quello che invece la regione e il comune stavano facendo, perché
La Regione Siciliana per la prima volta nella storia ha 5 milioni di euro a disposizione, un fondo che io ho voluto nell'ultima finanziaria, per attrezzare di servizi le spiagge libere. Quindi, sgombrato il tema che nella parte di spiaggia libera il comune, anche in raccordo con noi, avesse già proposto un piano e finanziato dalla regione siciliana proprio per attrezzare, per avere bagnini, per avere accessi, insomma servizi. Questo è un punto. L'altra parte, cioè i 13 lotti che si potevano dare per autorizzazioni brevi, l'avviso era già in corso, erano già arrivate 5 istanze. Io l'ho dovuto sospendere, i miei uffici l'hanno dovuto sospendere perché c'è stato un provvedimento cautelare emesso dal presidente del CGA in audita altera parte il 25 aprile e l'Avvocatura di Stato che ci difende ci ha ovviamente consigliato immediatamente di sospendere perché altrimenti si sarebbe inficiato la legittimità della procedura. Questo vuol dire che se non ci fosse stato il provvedimento cautelare del CGA noi avremmo concluso nei tempi l'iter anche per i 13 lotti e la stagione per le autorizzazioni brevi inizia il 1° giugno, quindi saremmo stati assolutamente nei tempi. Quindi questa valutazione dei giudici amministrativi è assolutamente erronea, questo lo dico con grande sincerità e anche Giudici hanno durezza, risposto, ma perché io devo è una difendere sentenza, l'istituzione che diciamo, è un atto. rappresento e che si è mossa in grande, con grande spirito di collaborazione con le altre istituzioni, di rispetto delle norme e anche utilizzando tutte le possibilità e i fondi che grazie al governo Schifani oggi per la prima volta della regione siciliana ha a disposizione. Allora, Palermo come le altre 123 comuni. Il Consiglio dice è un atto scritto, ha detto in queste ore, è un atto scritto in punta di diritto. Vedremo poi nelle motivazioni. Diamo però qualche indicazione anche ai nostri telespettatori che vogliono fruire della spiaggia di Mondella. Adesso che succederà? Ritorneranno le cabine, ritorneranno i tornelli, ritornerà tutto come era prima? Attenzione, i tornelli già io nella prima estate in cui sono stata assessore ho emanato una circolare in cui ho chiarito a Italo-Belga e anche al resto della Sicilia, perché qualche irregolarità c'era pure nel catanese, nel siracusano, che tornelli e recinti a mare sulla battigia non possono esistere, perché è chiaro che l'accesso alla spiaggia deve essere lasciato libero e che tu puoi delimitare la parte a mare soltanto al massimo con delle cime, ma non con dei recinti fissi, perché chiunque i tornelli però erano a monte, erano all'ingresso. La battigia cambia a secondo il mare, se è mosso no, però, o meno. Assessore, i tornelli a Mondello erano sulla strada però, erano diciamo all'ingresso. Sì, i tornelli, e infatti loro li hanno immediatamente smontati perché io gli ho emanato una direttiva che se non lo avessero smontato sarebbe stato un motivo di decadenza della loro concessione perché erano irregolari. Stessa cosa per i recinti che avevano costruito sulla battigia. Questi non potranno esserci neanche quest'anno come a Mondello, così in nessun altro posto. Vigileremo sulla corretta applicazione della concessione che a questo punto è rediviva perché siccome sono stati sospesi i provvedimenti di decadenza è chiaro che loro rientrano nella loro legittimità della fruizione secondo i limiti però che la concessione a monte prevedeva. Fino a settembre, poi da settembre insomma se ne riparlerà ovviamente. Anche questa è un'anomalia, anche questa, cioè è una sospensiva a tempo. Vabbè. Comunque, rispettiamo il CGA, ma a settembre che succederà? Farete altre azioni studi voi? per poterci permettere di dire che qualche cosa non torna. Allora, ovviamente seguiremo questa vicenda. Io ringrazio l'assessore al territorio Giuseppe Varino, che è assessore regionale, ovviamente che ha seguito in prima persona questa vicenda, con un po' si percepisce di amaro in bocca per questa decisione del CGA. No, guardi Luca, mi permetta di dire che io voglio difendere l'istituzione che rappresento, che rispetto al rischio di zone grigie come Falcone, oggi è il giorno della commemorazione, io non sono lì da lei in presenza per questo motivo perché sarò al Giardino della Memoria più tardi con Tina Montinaru. Falcone ci ha insegnato che quando ci sono zone grigie le istituzioni si devono rappresentare la massima del rigore e della risolutezza e io questo ho preteso dai miei uffici proprio dopo che la prefettura aveva evidenziato
queste zone d'ombra. Dopodiché quello che le procedure amministrative, quello che il CGA decide, noi ne prendiamo atto, ma io volevo preservare l'istituzione che rappresento dal rischio che qualcuno in Sicilia o anche fuori dalla Sicilia, perché su questa vicenda ci osservano molto anche fuori dalla Sicilia, la regione siciliana potesse essere in qualche modo dubbiosa, accondiscendente o si girasse dall'altro lato. No, risolutezza, rigore. Questo è quello che io ho fatto e ho preteso dai miei uffici. Dopodiché le procedure amministrative, le ordinanze le rispettiamo, ma i siciliani penso che guardano fuori dalla Sicilia quello che facciamo, e di questo e di quello che i miei uffici hanno fatto io sono profondamente orgogliosa. Allora, grazie Assessore, la saluto, grazie per aver chiarito insomma almeno gli aspetti di questa vicenda che era diventata e che è diventata anche secondo tanti paradossale, questa spiaggia libera bellissima che dovrebbe essere libera invece insomma è di nuovo tornata in Lavoriamo concessione. per l'anno prossimo. Lavoriamo per l'anno prossimo, con grande fiducia. Grazie all'Assessore Giuseppe Savarino, ci fermiamo, piccola pausa, poi cominciamo a parlare di aeroporto, privatizzazione dell'aeroporto di Catania, ci siamo quasi a giorni le manifestazioni, la scadenza per le manifestazioni di interesse, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, allora abbiamo anticipato l'argomento della trasmissione di oggi è uno sguardo al futuro di Fontanarossa, l'aeroporto di Catania che fa sistema con quello di Comiso, diciamo gli aeroporti dell'est, della Sicilia orientale che guardano ovviamente non solo all'Italia ma anche all'estero. Allora abbiamo con noi l'amministratore delegato di SAC, che è la società che gestisce l'aeroporto di Catania, Nico Torrisi, benvenuto. Grazie. Quando mi serve diciamo, avere contezza dei numeri, io chiamo sempre il professore Romano, professore di economia delle imprese all'Università di Catania. Grazie. Benvenuto professore Romano. Buon pomeriggio. Il direttore di FCE, che chiamiamola per comodità la metro di Catania, Salvo Fiore, che con gli aeroporti, ora la metro va per terra, adesso cercheremo di capire anche cosa c'entra con l'aeroporto. C'è il nostro Antonio Condorelli con il quale approfondiremo questo tema caldissimo. Allora, partiamo dal servizio che riassume quello che sta succedendo in queste ore a Catania, il servizio di Simona Mazzone e Fino alla Leggia, e poi entriamo nel dibattito. Mancano meno di 2 settimane a una data che potrebbe cambiare il volto del trasporto aereo e dell'economia siciliana. Il 3 giugno scadono infatti i termini per presentare le manifestazioni di interesse per la privatizzazione della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Sul piatto c'è la quota di maggioranza, almeno il 51% delle azioni. Un'operazione strategica e dal valore di oltre $500 miliardi che sta già attirando l'attenzione dei giganti globali del settore. Si parla della famiglia Benetton e di Safe Group, la società guidata da Enrico Marchi che gestisce il polo aeroportuale del nord-est, ma anche della F2I attraverso la 2 Aeroporti, la società che gestisce già con quote rilevanti gli scali di Napoli, Torino, Trieste, Bologna e Milano, fino ad Abu Dhabi, il pretendente internazionale più importante. La procedura ufficiale guidata dall'advisor Mediobanca ha fissato paletti di ingresso molto alti, patrimonio netto minimo di €300 milioni e una gestione pregressa di scali con almeno 10 milioni di passeggeri. Catania-Fontanarossa, ormai stabilmente nella top 5 degli aeroporti italiani per volume di traffico, ha necessità di investimenti rapidi per non soffocare, dal completamento della demolizione del vecchio Terminal Morandi alla nascita del nuovo e moderno Terminal B. Al suo fianco lo scalo di Comiso attende il definitivo rilancio per diventare il vero valore aggiunto dell'area iblea e dell'intera isola. In gioco c'è anche un piano infrastrutturale ambizioso, €340 milioni che includono l'interramento della linea ferroviaria per permettere la costruzione di una nuova pista di volo più lunga, ma strategico sarà anche il completamento della metropolitana. Il passaggio della cabina di regia dal controllo pubblico a quello dei privati sarà davvero una svolta storica sul piano del trasporto aeroportuale. E questo il servizio, la scheda di Simona Mazzone Fino alla Legge che ha raccontato cosa sta succedendo. Allora, privatizzazione, affare milionario, abbiamo titolato noi diciamo in una maniera molto semplicistica, amministratore delegato,
già volano le prime cose. Che è successo? C'ha un cerotte in testa? No, siccome non eravamo d'accordo col professore Romano in quale veste potesse parlare, io gli volevo ricordare davanti a tutti che oltre al noto essere un mio fraterno amico è stato pure con me consiglio di amministrazione e vicepresidente di SAC, quindi lui può parlarne. Tutto quello che è pubblicato è una cosa su cui abbiamo lavorato assieme. Allora, affare milionario, amministratore delegato, quindi il tema è caldissimo. Intanto il servizio si pone una domanda, diciamo, questa privatizzazione cosa cambierà, diciamo, nel sistema aeroporto di Catania e Comiso? Cosa potrà cambiare? Perché per dire cambierà significa che siamo già alla terza fase e che i soci abbiano comunque quindi deciso di vendere il tutto. Cosa potrà cambiare? Se mi permette farei un passo indietro e quindi per dare risposte alle tante domande che magari si fa al suo pubblico. Cioè, è indispensabile privatizzare gli aeroporti di Catania e Comiso nelle loro società di gestione? La risposta è no. Questo lo dico per chiarezza, cioè non abbiamo la necessità, i soci non hanno necessità di vendere, quindi dover svendere l'aeroporto. La società, la SAC, è una società sana, ha un bilancio strasolido, è una società bancabile, produce utili nell'ordine di decine di milioni da anni, quindi è una società che riesce ad autofinanziare tutti i propri investimenti. Quindi è indispensabile privatizzare? No. È opportuno? Sì, nella misura in cui si voglia trovare dei soci che abbiano finanza, che siano in condizioni di magari mettere capitali ulteriori per poter fare non soltanto tutto quello che ciò che prevede il nostro piano industriale, che sarà tra l'altro oggetto della gara proprio per la privatizzazione, ma anche eventuali miglioramenti rispetto allo stesso, migliorie rispetto allo stesso che abbiamo predisposto noi con i nostri advisor e i nostri consulenti per poter far sì che si garantisca l'individuazione del miglior acquirente, che non è soltanto quello che comprerà meglio pagando, meglio per chi vende ovviamente, quindi pagando di più, ma quindi rispondendo alla sua domanda, anche investendo meglio per lo sviluppo dei due territori del sud-est della Sicilia. Quindi cosa cambierà? Mi auguro maggiore disponibilità, maggiore efficienza con un know-how che arriva anche da altri competitor industriali. Allora, qui diciamo, Antonio, ci sarebbe un passaggio molto importante che ha aperto Nico Torrisi. La SAC dice non ha necessità di vendere, allora la domanda è perché vendere, e qui io pongo sul tavolo anche degli esperti una cosa che mi disse tanti anni fa Pietro Agen. Dice noi dobbiamo privatizzare la SAC perché non sappiamo come pagare le pensioni delle camere di commercio. Operazione verità, è vero ancora oggi? Entriamo subito. Posso rispondere io perché sono stato consigliere camerale uscente, quindi sotto la presidenza Agen. C'è un problema di tutte le camere di commercio, non soltanto quelle del sud-est, sulle pensioni. Spiego per chi ci segue. I fondi di quiescenza, quindi per i soggetti che vanno in pensione, a differenza che altrove, in altre realtà che sono pagate dall'INPS, quindi dallo Stato, vengono pagate direttamente alle camere di commercio. Quindi le camere di commercio devono versare proporzionalmente milioni, sono addirittura decine di milioni di euro. Ricordiamo un attimo anche l'assetto attuale della società, no? La Camera di Commercio rappresenta il maggior azionista, la Camera di Commercio del sud-est rappresenta il maggior azionista dell'aeroporto di Catania, poi ci sono i comuni, le ex province in quota davvero minoritaria, quindi insomma chi detiene la Camera di Commercio è stato sempre questo, diciamo, la linea narrante, chi detiene, diciamo, il controllo della Camera di Commercio in automatico detiene il controllo dell'aeroporto di Catania e Comiso. Continui. Questo è previsto per legge perché vista la quota di proprietà della Camera di Commercio del Sud-Est si ha il coordinamento, controllo, quindi proprio è obbligatorio. Cioè, nessuno dice che sta no, lo spiego tecnicamente per chi ci guarda. Quindi rispondendo ovviamente al dottore Condorelli dico che da questo punto di vista è senz'altro vero. Ricordo le dichiarazioni del Presidente Agen che a onore del vero io avrei fatto forse in maniera diversa, ma ciascuno chiaramente risponde alle proprie dichiarazioni perché questo può essere appunto frainteso, quindi capisco la sua domanda. Quindi sostanzialmente siamo col coltello alla gola, cioè o vendiamo o non possiamo pagare le pensioni. Io mi auguro ovviamente che il senso che si sia percepito non sia questo. Ripeto, la Camera di Commercio, lo dico come imprenditore, ma anche... Però la sostanza qual è? Cioè è vero allora che bisogna pagare queste pensioni, non si sa come pagarle, è sicuramente vero, bisogna pagare cassa. Le pensioni, io non credo che si sia al punto di avere la necessità di dover vendere per forza, ma ripeto, non ero in giunta camerale, il Presidente Agen è vivo, si può chiedere a lui, quindi non è nella funzione. Ma, questo è un passaggio chiave che rivedremo dopo nella discussione. Quindi per quanto riguarda, dicevo però, la necessità, ripeto, non c'è questa e sarebbe, tra l'altro, oltremodo grave, presentarsi sul mercato dicendo che ho la necessità di vendere se non posso pagare qualcosa. Cioè,
Veramente, anche perché è un aeroporto che cresce, diciamo, ogni anno in milioni di passeggeri, quindi insomma è stabilmente, lo diceva il servizio, tra i primi 5 aeroporti in Italia, tra i più importanti in Europa. Questo perché ovviamente anche la situazione diciamo, geografica della Sicilia ci impone di muoverci in aereo. Poi insomma tutto lo sviluppo anche che sta avendo l'isola sul turismo, diciamo, crea dei flussi ovviamente che sono sempre in crescita. Però la domanda è, diciamo, l'aeroporto non aveva bisogno di trovare nuovi soci. Questi nuovi soci però che arriveranno adesso inevitabilmente, perché la procedura ormai è addirittura d'arrivo, intanto sono stati fatti dei nomi, credo ce ne saranno altri anche importanti che magari in questo momento stanno nascondendo le carte, quindi se ci vuole anticipare, diciamo, li diamo. Io non sono in condizione di anticipare nulla ovviamente sulla manifestazione di interesse, perché su questo devo avere ovviamente la bocca elettrosaldata, ma posso raccontarvi quello che è accaduto prima e in questi anni che hanno portato alla manifestazione di interesse. Noi siamo stati contattati, abbiamo incontrato anche col professore Romano società che ci hanno veramente cercato da tutto quanto il mondo. Non è una battuta, sembra, immaginate per scherzo di giocare a risico, tolta la Kamchatka, gli altri ce le avevamo tutti. Immagino, l'affare fa il gola, cioè, insomma, per cui sono arrivati sul serio dal Giappone, sono arrivati dall'Australia, sono arrivati, dico, passando per tutto quanto ovviamente il resto dell'Asia, saltando per ovvie ragioni la Cina, che per ovvie ragioni Golden Power non penso che interessi al nostro governo, ma vi dico che si scende fino ai fondi emiratini che ci hanno contattato sicuro, fino a tutta l'Europa, con un fortissimo interesse ovviamente italiano. Per quanto riguarda Mundis non svelo nulla che non sia sulla stampa, perché è stato dichiarato dallo stesso presidente di Mundis, ma non è un segreto neanche per tutti gli altri gruppi italiani e non, passando dalla Spagna all'Inghilterra, dalla Francia alla Germania, e non vorrei fare torti ovviamente dimenticando gli Stati Uniti e anche l'America del Sud, quindi davvero abbiamo un interesse di tipo planetario. Questo asset è un asset che fa gola, è un asset strategico e non voglio passi un messaggio sbagliato rispetto a quello che ho detto in premessa. Il fatto che non ci sia l'indispensabilità di vendere non significa che non sia cosa buona e giusta immaginare di vendere una quota parte. Ricordando ai telespettatori che non si vendono gli aeroporti Catania e Comiso, come lei ha detto bene in premessa, ma lo vorrei sottolineare, si vende la quota parte di maggioranza della società di gestione. Gli aeroporti in Italia sono e restano pubblici, come è giusto che sia, a differenza di altri modelli. Penso che al modello UK, cioè la Gran Bretagna, gli aeroporti si vendono, quasi vendono la società di gestione, quindi sono cose profondamente diverse. E ripeto, è utile solo nella misura in cui si trovi il miglior acquirente. Rispetto a soci, lei parlava poc'anzi di tutti i soci sono sotto questo profilo non esattamente in grande stato di forma, non sono esattamente smaglianti dal punto di vista delle economie, ma a tutti loro un grazie dobbiamo comunque dirlo, perché sono soci che è vero che non hanno messo un euro nelle nostre tasche, ma non ci hanno certamente chiesto un euro rispetto ai tanti milioni che abbiamo fatto. Io ho preso la gestione di SAC con 20 milioni di debito in conto corrente e oggi non solo l'azienda è florida, ma abbiamo azzerato il debito, abbiamo 50 milioni di euro di liquidità in conto, quindi comunque, ripeto, gli investimenti li abbiamo fatti autofinanziandoli e continuiamo a farlo. Le banche ci danno credito perché siamo, ripeto, altamente bancabili e quindi siamo in condizione di fare tutto ciò che dobbiamo. Allora, fermo lì, perché adesso vado da Marco Romano, insomma, che in maniera molto più chiaro possibile. Allora, Marco Romano, chi è che fa l'affare comprando l'aeroporto? Fa l'affare comprando l'aeroporto chi collega il nostro territorio con il loro territorio per fare affari. In realtà questa è una grande opportunità per cogliere le potenzialità del territorio siciliano, in generale del territorio europeo, perché è chiaro che Catania non è soltanto un aeroporto regionale, così come spesso viene rappresentato, è qualcosa di più di un aeroporto regionale perché si affaccia chiaramente sul Mediterraneo, nella parte sud del mondo, ed ha uno snodo logistico che non è come dire, segreto, anche i nostri come dire, partner alleati statunitensi hanno scelto per delle posizioni di tipo militare, quindi indubbiamente questo punto strategico, il centro del Mediterraneo diventa chiaramente, è sempre stato, diciamo, può rappresentare. Abbiamo un'esigenza, questo non c'è dubbio, di potenziare gli investimenti, sicuramente è un'esigenza che è un'opportunità per tutti, diceva bene il nostro amministratore delegato che è una scelta sicuramente finanziaria, ma anche e soprattutto
tecnica, cioè guardiamo alle condizioni finanziarie dei nostri soci, ma guardiamo anche a chi ci dà il progetto migliore per lo sviluppo. Quindi riusciamo a fare qualche esempio per fare capire anche ai nostri telespettatori, quelli che dicevano, chi è che... Io ti posso parlare di un nome dopo il professore. Prego. Prego, prima del professore, dopo ti parlerei di un nome. No, ma non sui nomi, sul tipo di progetto, cioè entra nuova liquidità, milioni in questo aeroporto, cosa faranno questi milioni? E porto in dote possibilmente un sistema aeroportuale. Ora vi provoco io, che fa? Si faranno più assunzioni, più... Allora l'impatto in generale, qualsiasi investimento all'interno del sistema aeroportuale, noi l'abbiamo anche misurato quando abbiamo festeggiato i 100 anni dell'aeroporto, l'abbiamo anche rappresentato. È un investimento che genera un impatto diretto, indiretto, indotto e anche, diciamo, catalizzatore, cioè l'aeroporto attrae investimenti. Noi potremmo dire che molti degli investimenti scusi professore, si è parlato sempre di questa seconda pista che deve proiettare la seconda pista piuttosto che l'ipotesi alternativa non è quello. Questa è una visione troppo tradizionale. Possiamo un attimo sgomberare il campo da un equivoco di fondo. Io vorrei essere chiari per ciò che faranno è già tutto scritto. Noi abbiamo un documento che si chiama Master Plan, che sarebbe, per aiutare chi ci segue, il piano regolatore dell'aeroporto. Questo è un documento che prepariamo noi, che peraltro è vecchio e che prevede tutto ciò che andrà fatto da qua alla fine della concessione dell'aeroporto, quindi da qua al 2049. Chi entra sa che deve fare queste opere. Chi entra sa che ha un piano industriale, che comunque non è un piano industriale poco sfidante, perché parliamo di un piano industriale che supera il miliardo da qua alla fine della concessione, con investimenti certi che vanno fatti. Fra questo ovviamente la miglioria della pista, tutta una serie di cose. Vi ricordo sempre, stiamo parlando solo di Catania, sbagliando, ma c'è anche Comiso, perché parliamo sempre dei due aeroporti, quindi sugli investimenti dei due aeroporti. Su questi i singoli soggetti che supereranno la prima fase della manifestazione di interesse e che arriveranno poi alla seconda parte dovranno dire: questo progetto mi piace e mi impegno comunque a farlo, ma posso migliorarlo perché il mio consulente, il professore Romano, ritiene che io, anziché spostare questa cosa qua, quest'altro hangar lo possa fare colà. Questo lo si valuterà all'interno della gara, fermo restando che poi si vedrà chi pagherà di più in base ai migliori progetti fatti. Allora, se vogliamo capire la verità, perlomeno quella che risulta a me, e che anche ha un valore economico molto importante sull'aeroporto, noi dobbiamo parlare delle arance e dobbiamo fare un esempio delle arance. Ecco, segnatevi questa cosa. Ho fatto un'inchiesta e ho raccontato come i fondi sovrani di Abu Dhabi, il fondo si chiama ADQ, ha acquisito 700 ettari di arance rosse che si trovano nel Catanese, nella provincia di Catania, più due colossi, tra cui Oran Freezer, che si occupa della distribuzione e commercializzazione delle arance e trasformazione delle arance. Ora, questo cosa vuol dire? Ora qui capiamo l'operazione dell'aeroporto. Per gli arabi in questo momento non è importante com'è la mentalità italiana, compro l'aeroporto così poi mi aggiudico 100 milioni di euro di appalti. Assolutamente no. Loro stanno puntando a quelle cose che nel futuro avranno valore. Punto primo, i beni alimentari. Loro stanno incassando col petrolio e stanno acquistando prodotti per il futuro. Quindi punto primo, i beni alimentari, loro con i soldi del petrolio stanno comprando asset mondiali, perché loro hanno conquistato il gruppo Unifrutti e hanno conquistato asset mondiali della produzione e commercializzazione della frutta. Stiamo parlando degli agrumeti, le arance che tradizionalmente si buttavano per terra e che in questo momento valgono oro. C'è un interesse che va oltre la struttura. Esatto, no, c'è un interesse che va nella struttura, questa è la mentalità. L'altro punto, oltre ai beni alimentari, è quello degli asset strategici. L'aeroporto di Catania è un asset strategico che loro dicono vale 600 milioni di euro, ma per loro può valere anche 1 miliardo di euro, perché sono soldi spesi in un assetto che nel futuro varrà qualcosa. È chiaro che poi si inserisce ovviamente Ultimo passaggio, e questo deve far riflettere la politica e i cittadini. Noi stiamo tagliando servizi, investimenti per pagare i costi dell'aumento di carburante in questa fase storica. I paesi arabi stanno incassando i soldi dei sovrapprezzi della vendita del petrolio e stanno comprando ciò che noi mangeremo domani. Che gli viene a zero. Ora, Luca, ci sono 700 ragazzi a Scordia che lavorano oggi, non fra un anno, per gli arabi. Per oggi
questi ragazzi mangiano a casa, non è più la vecchia economia delle famiglie che vivevano con le arance. Ora questo sistema tu applicalo agli asset strategici e chiediti una cosa: qui ci sono in ballo le pensioni delle camere di commercio, ma c'è soprattutto una scelta politica che è quella di non intervenire sugli asset strategici, perché andrebbero dal mio punto di vista nazionalizzati con investimenti certi. Però bisognerebbe evitare una cosa, e ho concluso, che è quello che accadeva prima che arrivasse Nico Torrisi, che quando si mette il pubblico e la politica gli enti pubblici diventano degli uffici di collocamento clientelare. Però il tema è, cioè tu hai fatto un ragionamento di larghissimo respiro. Ma c'è da dire una bella notizia, che la Sicilia non diventa un unico pannellone fotovoltaico, quindi che si investe quella è un'altra partita che è in corso. Però dico, poi ci ha fatto questo quadro, diciamo, entusiasmante, cioè che arrivano gli arabi, si comprano eccetera eccetera, e poi il racconto finisce sempre con le pensioni della Camera di Commercio. E purtroppo sì, perché probabilmente tutto parte da lì, perché differentemente la Camera di Commercio avrebbe bisogno di vendere, intanto non ha bisogno di vendere. Quindi tu sei sempre là, cioè, concentrato su fare la scelta. Mi ricordo che c'è una doppia parola che si chiama Golden Power rispetto a quello che ha detto Antonio Condorelli, perché comunque vi ricordo che al di là di quale sia poi l'esito della gara, il governo italiano è sempre in condizioni per legge, a proposito di quello che dice Antonio, di esercitare una Golden Power. Quindi lì dove, essendo ovviamente un asset strategico che ovviamente è chiaro a tutti, dovesse presentarsi qualcosa non gradita al nostro governo nazionale, lo si può, come dire, avranno il buon diritto di intervenire esercitando eventualmente una Golden Power. Ricordo che ci sono modelli, e ovviamente Marco scusa ti cedo subito la parola, diversi, perché io vi ricordo c'è il modello spagnolo a cui stava facendo riferimento, se non sa dirlo, Antonio Condorelli, che è il modello di AENA, per cui tutti gli aeroporti spagnoli di fatto sono nazionalizzati, c'è quello inglese, cito gli opposti, in cui tutti gli aeroporti sono completamente venduti, privatizzati, ma restando all'Italia, e così ripetiamo perché si può e si dovrebbe secondo noi fare, perché quelle società che sono state di gestione, che sono state privatizzate, quindi cosa diversa dal vendere gli aeroporti, comunque hanno risultati eccellenti di crescita, che è quello che stava introducendo Marco, e quindi investono per fare crescere il proprio investimento, con chiarezza, facendone profitto. Non è che qua dobbiamo fare finta che arrivino i buoni samaritani e che non si debba guadagnare con gli aeroporti. Noi stessi, grazie al cielo, guadagniamo, e come? Parlo di SAC, non noi singolarmente, gli utili, che reinvestiamo. Quindi è ovvio che è un privato che arriva e che pensa di investire nell'arco di 20 e passanni, perché ci sono 26 anni da qua alla scadenza della 23 anni, chiedo scusa, da qua alla scadenza della concessione. Adesso andiamo in pubblicità, però io la domanda, no, dobbiamo andare in pubblicità, scusa. Okay. La domanda che si fanno tutti è: lei lo ribadisce, cioè l'aeroporto è come dire, guadagna, è in attivo, guadagna bene, cresce, continua a crescere, ma allora con questi soldi, cioè non c'è il rischio che si farà arricchire qualcun altro a discapito del sistema Sicilia? Dopo la pubblicità, non fate subito, non rispondete, dopo la pubblicità rispondete. Rientriamo in diretta. Allora, la domanda che ho fatto prima è che giro al professore Romano. Sempre là siamo. Questa società che genera profitti, che genera utili, che porta l'aeroporto tra i primi 5 aeroporti d'Italia, con un sistema che adesso sta partendo, perché lo vediamo anche, sta entrando, come dire, a regime. Comiso non è più quell'isola, diciamo, messa in solitaria a 1 ora e mezza di Catania, ma sta generando anche altri voli, insomma anche, tra virgolette, quella concorrenza che aiuta anche, perché questo è uno poi dei temi del caro voli che ci assilla, aiuta anche a mitigare questo aspetto, per quanto ancora poco. Detto questo, professore Romano, do la mia lettura. Esatto. SAC, il management di SAC, la governance di SAC non può andare oltre questi risultati. Abbiamo bisogno di investimenti. Cioè, come la macchina che sta andando alla massima velocità. Chi lamenta che l'EBITDA della società, quindi il risultato più rilevante, è minore di altri scali, non ricorda che questa macchina è tarata per 6 milioni di passeggeri ed opera con un volume di passeggeri più del doppio. E quindi genera economicamente quelle che si chiamano le diseconomie di scala. Si può fare proprio la rappresentazione grafica della saturazione dell'impianto, che nel lungo periodo, oltre l'ottimo tecnico, genera diseconomie. Quindi l'aumentare dei passeggeri generi più costi, in più
il dottore Torrisi potrebbe spiegarci che la tariffazione, il sistema di pagamento da parte dello Stato per numero di passeggeri è legato a una soglia di passeggeri ed investimenti legati a quella soglia che era stata stabilita. Quindi noi per tutti questi passeggeri non incrementiamo marginalmente di più le entrate, sosteniamo dei costi. Per fare un esempio, per essere accessibile a tutti, il facilitatore che durante le giornate di particolare confusione, di picco, comunica alle persone, facilita l'individuazione per evitare di perdere il volo. Quindi quelli sono costi del personale che paghiamo per ridurre il disagio di situazioni di particolare congestione. Allora, fatta questa premessa e considerato l'esigenza di dover comunque competere in un contesto mondiale, globale, cioè Catania spesso il ragionamento è provinciale, fatemelo dire, da persone che vivono, come dire, intorno a una piazza, che guardano da questa piazza il mondo dall'alto delle proprie, come dire, delle proprie posizioni. Ma noi siamo veramente una monade nel network mondiale del traffico aereo, degli scambi commerciali. Catania ha queste grandi potenzialità, come diceva giustamente il nostro Condorelli, che deve cogliere, deve collegarsi con altre reti logistiche per il traffico passeggeri e per il traffico cargo. Noi dobbiamo potenziare in entrata e in uscita questi flussi, e quando ci agganceremo, e io lo dico sinceramente, ho assunto questa responsabilità per 3 anni, sono stato un fautore e un forte sostenitore. Il piano industriale che è nell'infomemo che è stato pubblicato è quello che abbiamo deliberato lo scorso anno in Consiglio di amministrazione. Con un nome assurdo, cioè Goldrake, vuoi dire... fa parte... non per la nostra generazione. Fa parte della nostra storia, fa parte della nostra storia. Quindi quell'infomemo che rappresenta in qualche modo la nostra visione, insieme agli advisor, indubbiamente c'è un gruppo di esperti che hanno lavorato, indubbiamente la qualità del lavoro che è rappresentato in quelle poche pagine, ci sono strumenti molto più articolati. Dimostra come realmente è uno schema che è dato ai potenziali investitori, l'ha messo online, tutti lo possono scaricare, andando sul sito c'è un pop-up, c'è l'avviso e questa per esempio è, vediamo solo qualche esempio di grafica, questa per esempio l'area di interesse, insomma, su quello che genera, quindi insomma, traffico, perché vedete, mezza Sicilia chiaramente interessata all'aeroporto. Il professore Romano ha detto una cosa molto importante, ha citato una parola che poi mi riporta all'ingegnere Fiore, che si collega all'intermodalità, che è una parola che è diventata ormai di moda, quasi come una destagionalizzazione dello stato del turismo. Allora, l'intermodalità per noi che significa? Ci ho pensato e ringrazio Marco a proposito del cargo. Tra le cose che abbiamo fatto, parlando di rete aeroportuale, su Comiso c'è l'investimento sul cargo. Assieme ad altre cose ci sono stati dati 20 milioni dai fondi di sviluppo e coesione su ottima iniziativa del Presidente Schifani, che ci hanno dati altri 30 per realizzare altri investimenti sull'aeroporto di Comiso. Sottolineo che la Comunità Europea ha aderito rispetto alla nostra richiesta di darceli con il massimo consentito, che è il 95%, quindi noi pagheremo soltanto i progetti. Perché? Perché l'aeroporto di Comiso risulta, cito testualmente la legge comunitaria, risulta fallimentare rispetto all'assenza di tutto ciò che lo circonda. Allora io, quando noi andiamo a realizzare il cargo che stiamo andando a fare, mi auguro, sono certo, che tutti gli altri facciano la loro parte, perché quando si va a Comiso, ci vado spesso sia per motivi personali che per motivi assolutamente di lavoro, è molto bello vedere quelle strade con i muretti a secco, bellissimi, una volta fatti ai siciliani, oggi agli albanesi, ma dopodiché non è una strada degna di tale nome di autostrada, si sta facendo la superstrada. Se non saremo collegati, e allora guardo all'ingegnere Fiore, dico, o faremo come Annibale e porteremo non attraverso le Alpi ma con gli elefanti le merci, oppure abbiamo bisogno del trasporto pubblico su gomma piuttosto che su ferro, venendo a lui, perché è tutto molto bello ciò che stiamo andando a fare, avrà un senso compiuto quando anche tutti gli altri faranno la propria parte, altrimenti Comiso, che sta pure crescendo, non potrà ulteriormente crescere se non avrà la possibilità di essere collegato bene con tutto, anche il trasporto pubblico su gomma rispetto ai comuni, in cui comunque i soggetti, i passeggeri che devono prendere il volo o tornare dopo aver preso un volo da Comiso devono avere la possibilità di essere collegati rispetto agli altri comuni, cosa che meritoriamente sta spingendo perché si faccia il sindaco Schembari e che prima non c'era. Allora, ingegnere Fiore, adesso qua io le faccio una domanda, così, da risposta semplice. Cioè, se l'aeroporto oggi fosse collegato anche dalla metropolitana, perché oggi sappiamo che l'aeroporto si arriva solo
o diciamo quasi esclusivamente con l'auto, con il mezzo. Con il treno. Anche il treno, insomma, è già distante, lo prendono in pochi. No. Però funziona. Diciamo, complessivamente, insomma, veramente incide poco. Gli autobus un po' di più, però diciamo, se ci fosse la metropolitana oggi, cosa succederebbe all'aeroporto di Catania? Quello che dice Nico Torrisi, non c'è dubbio, io condivido pienamente quello che ha detto il dottore Torrisi, perché collegare queste infrastrutture di scala superiore con il territorio è fondamentale, perché in assenza di questo vuol dire la potenzialità di ogni infrastruttura è fortemente depotenziata. A questo punto noi su questo tema ci lavoriamo da tempo, proprio da tanto tempo, per collegare uno dei progetti che era partito immaginate all'inizio di questa programmazione comunitaria, con fondi finanziati dalla programmazione comunitaria, sulla quale ci avevamo scommessi tantissimo. Poi purtroppo, quello che dico sempre io, il destino di un'opera pubblica in Italia è legato all'operatore economico col quale tu poi stipuli il contratto. Se hai un operatore economico che ha voglia di realizzare i lavori, che dà poi portando a casa il suo corretto profitto, si riesce a realizzare un'opera pubblica nei tempi previsti dal cronoprogramma. Infatti quando mi chiedono sempre quanto tempo ci vuole per realizzare questo tratto di metropolitana in generale, io dico dal punto di vista della tecnica di costruzione ci vuole 1 anno, 2 anni, 3 anni. Nel caso specifico per collegare Piazza Stesico con l'aeroporto, dal punto di vista della tecnica di costruzione servono 3 anni e mezzo. Poi c'è il sistema Italia di realizzare. Siamo già diciamo quasi, no? Sulle tempistiche diciamo teoriche. Sì, io racconto questo. Noi abbiamo iniziato 5 anni fa, abbiamo stipulato il contratto con questo operatore economico col quale purtroppo siamo dovuti addivenire a risolverlo per impossibilitare la prestazione, perché sono nate tutta una serie di criticità in corso di redazione del progetto esecutivo, che è la parte propedeutica all'inizio dei lavori, in un appalto integrato, che ci hanno portato a dover prolungare i tempi in maniera assolutamente al di fuori di ogni più logica programmazione e arrivare alla fine a decidere di risolvere il contratto, che era la soluzione per noi più strategica per dare la possibilità di avere un orizzonte temporale definito per completare quest'opera. Questo però diciamo, non è un bene, perché il potenziale investitore vi potrebbe dire scusate, voi ci avete promesso che c'era qua... Volevo completare. Non influisce questa cosa, cioè, questo ma soprattutto non è che non la facciate, la fanno. Volevo completare così, perché questa scelta ci consente, secondo noi, di arrivare su orizzonti temporali di riferimenti più certi, perché quell'operatore economico non ci dà certezza da questo punto di vista. Adesso noi abbiamo già il progetto esecutivo sviluppato, stiamo definendo gli atti di gara, andremo in gara, pensiamo presumibilmente subito dopo l'estate o forse anche prima dell'estate, con l'obiettivo di cominciare i lavori entro il primo semestre del 2027. Avendo questa volta però basicamente un progetto esecutivo già definito. 2030 diciamo. Luca, 31 sarebbe l'immissione di darei un dato molto secco, cioè questo aeroporto viene scelto perché è strategico, cioè ci sono almeno 2 milioni di persone, se non addirittura 3 milioni di persone che si spostano attraverso questo aeroporto. Questo è un dato certo. Cioè chi da Messina arrivano a Catania per partire, da Ragusa vanno a Catania per partire. Sono molte di più in realtà, sono perché serviamo 3-4 milioni di persone. Abbiamo fatto 7 vedere, province e mezza, no, ma scusa l'interruzione, Ecco. Pensate che la gente da Cefalù viaggia da Catania per non dover attraversare il caos infernale via la regione a Palermo. Ecco, allora questa cosa è determinante, poi la metropolitana quando sarà completata, ultimata, sarà un valore aggiunto ulteriore, ma il valore dell'aeroporto c'è già anche a prescindere. Punto primo. Punto secondo, lo sai, parliamo di soldi, lo sai questo fondo ADQ che contratto ha firmato col accordo col governo Meloni di investimento in Italia? No, di investimenti in Italia, parliamo di soldi. Loro hanno assicurato 40 miliardi di investimenti, quindi che su questo aeroporto all'improvviso possa spuntare un'offerta di 1 miliardo di euro, a me non mi impressiona, perché sarebbero soldi ben spesi. In teoria anche di più. Ma anche di più, perché il prezzo lo fa chi compra. Considerate i soldi che stanno bruciando in questo momento nella sanità con le strutture inesistenti. Ho visto asili ristrutturati, stanze grandi come questo con 1,5 milioni di euro spesi qui a Catania. Cioè, vorrei sottolineare quanto ha detto il professore Romano a proposito di denaro. Questa manifestazione di interesse e poi la gara non avrà un prezzo fissato da noi. Ecco. Il prezzo lo determinerà noi, è importante perché poc'anzi sentivo dire al dottore Condorelli 600 milioni. 600 milioni così come 1 miliardo sono cifre che ciascuno può immaginare. Dico, io mi auguro che abbiano torto entrambi e che ci possa essere anche qualcosa di più
ma realisticamente sarei come dire, un farabutto a parlare oggi di cifre perché non ci sono, perché le abbiamo lasciate volutamente al mercato. Chiaramente però, il mercato io faccio sempre però i conti della serva, diciamo, anche qualora fosse 1 miliardo, 2 miliardi, cioè questi soldi poi che fanno? Cioè che servono? Questo è quello che vorrei che capissero i nostri telespettatori. Acquisire le quote della società di gestione. Ho capito. E poi che succede? Lo spiego. Intanto bisogna vedere chi vende e cosa vende. Faccio un esempio, io mi auguro che strategicamente il Comune di Catania e quello di Comiso non vogliono cedere la loro quota. Parliamo del 2 di meno dell'1%, però siccome sono i 2 aeroporti su cui insistono gli aeroporti, i 2 sindaci dei 2 comuni su cui insistono gli aeroporti, secondo noi strategicamente sarebbe bene che i soci rimanessero. Poi io mi preoccuperei, come sto facendo nel ruolo e come stiamo facendo tutti dialogando con tutti i soci, nessuno escluso. Abbiamo parlato ovviamente, abbiamo avuto pochi giorni fa anche una riunione informale con tutti i soci all'unanimità, continueremo a dialogare con tutti quanti loro perché si trovino anche delle regole di governance garantite per i soci minoranza. Cioè in relazione a quello che dice il dottore Condorelli, quando ci sarà un socio eventuale privato ci vogliono delle regole di governance per il quale il socio pubblico, i soci pubblici, che qua sono tutti gli enti locali, non spariscano o non vengono ridotti a poter decidere lo zero. Quindi stiamo definendo delle regole di governance che possono fare sì che non vengano diluiti l'indomani affinché non possano esprimere un loro pensiero doveroso, visto che comunque stiamo parlando di un asset strategico che è quello della rete aeroportuale del sud-est, in cui, voglio dire a chiare lettere, soprattutto a chi ci ascolta sperando che ci siano tanti ragazzi. Questa è una delle accuse che ha fatto per esempio Confindustria. Noi non abbiamo altro. Quale? Questa diciamo che non genera poi come dire, anche alle imprese del territorio, insomma. Io questa cosa di Confindustria non la conosco, anzi al contrario ho sentito Cristina Busi, che è la presidente di Confindustria Catania, così come gli altri entusiasti all'idea che ci si stia attivando su questa linea. E devo dire, incontro a breve anche i sindacati, perché è chiaro che stiamo garantendo anche che non solo non ci sia ovviamente nessuna perdita di posti di lavoro, ma anche la prospettiva e l'idea è esattamente contraria. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Esatto. Ci hanno chiesto se ci sono previsti i lavori della pista, risponda dopo, e se l'aeroporto chiuderà anche solo per un periodo, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, avevo fatto una domanda prima della pubblicità a Nico Torrisi, previsti lavori insomma, di risistemazione, ampliamento della pista, insomma se ci saranno disagi ovviamente per i viaggiatori e poi se magari diciamo, non è il caso di pensare anche all'aeroporto, come dicono adesso in questo periodo, sì, è già l'aeroporto di Agrigento per dire. Per quanto riguarda i disagi, io credo che quando e se si dovrà risistemare un tratto della pista o farne un'altra, allungare questa, insomma farne un'altra, va da sé che la pista non potrà essere operativa per definizione. E che succede? E succede che o ci inventeremo qualcosa come abbiamo già fatto, vi ricorderete quando inventammo l'operazione Sigonella, o comunque si studierà ovviamente qualcosa nel caso in cui si debba dirottare il traffico. È ovvio che l'intero traffico di Catania non si può dirottare su Comiso, quindi comunque bisognerà evidentemente, ma è inevitabile, se va a ristrutturare casa sua dovrà farsi ospitare o da qualche parente o dovrà andare in un albergo. Immagino che comunque è assolutamente normale che si debba fare qualcosa, ma non è una cosa che si immagina di fare o che è programmata per domani. Quanto ai disagi, io chiedo sicuramente scusa per i tanti servizi che vorremmo offrire in maniera migliore rispetto a quello che dice il professore Romano, cioè il fatto che noi siamo costipati in 2 strutture che vennero ideate per meno di 6 milioni di passeggeri e che oggi ne ospitano oltre il doppio. C'è chi ci ha accusati pure di aver esagerato portando tanti passeggeri. Noi grazie al cielo abbiamo soci enti pubblici, esatto, io sorrido perché almeno su questo siamo stati sempre supportati, perché io immagino che sia molto più bello leggere notizie come quelle di ieri e di oggi in cui Wizz Air e Ryanair si inseguono, insomma fanno operazioni anche un po' forse selvagge dal punto di vista del mercato, in cui aggiungono rotte. Per la prima volta si va in Portogallo con 2 compagnie importanti, aggiungono rotte sulla Spagna, insomma si aggiunge tanto, si danno tante opportunità in più di fare turismo immediatamente, quindi si porta, proprio quello che dice Antonio, ricchezza certa, quindi non ci sono soltanto i tanti collegamenti di chi deve viaggiare da Catania e da Comiso perché si è siciliani, quindi altro non abbiamo, ma si è portato tanta ricchezza e tanti passeggeri in più. E questo... Io capisco diciamo, anche questo punto di vista, scusi professore, ma sì. Ovviamente poi noi paghiamo, e questo diciamo, dal punto di vista degli utenti, paghiamo sempre quei periodi carissimi, paghiamo quei periodi dell'anno in cui ovviamente... Però per esempio, poi, tra tutti questi voli che ci sono, queste rotte eccetera... Però rispondo, poi. Adesso per esempio Wizz Air ha comunicato 21 rotazioni settimanali che si aggiungeranno su Roma. Allora, come vi ho detto anche nella sua trasmissione, l'unica cosa seria da fare per abbassare i costi è la concorrenza. Una concorrenza che però noi dobbiamo verificare rispetto all'area geografica che viviamo, perché il mio omologo di Bologna
che si trova al centro di tutti quanti i terminali dell'alta velocità, ferroviaria, non ferroviaria, ha una concorrenza bestiale rispetto al fatto che comunque in Italia io mi muova col treno. Signori, qua non c'è Frecciarossa, c'è Frecciarotta, quindi comunque per quanto... Sa Fiore, no? Che appena ha messo i treni funzionanti, ha aumentato quindi aumentiamo la disponibilità dei treni, delle frequenze eccetera, ha visto crescere a dismisura. Bisogna, oltre al tema della metropolitana che è importante per collegare l'aeroporto, ma lì bisogna anche investire sul discorso ferroviario. Non c'è dubbio che, come diceva Nico Torrisi, immaginate per un momento, noi con la metropolitana facciamo il primo miglio, poi c'è la possibilità di intercambiare con la ferrovia, con una dorsale ferroviaria che ti dà la possibilità di collegarti in direzione Taormina, Messina, Siracusa, alla parte sud della Sicilia, oppure Enna, Caltanissetta e arrivare fino a... Quindi riuscire a potenziare l'accessibilità all'aeroporto utilizzando la metropolitana come il primo miglio che ti dà la possibilità di interconnettersi con la ferrovia, dà veramente un'accessibilità alla Sicilia orientale che dà veramente grande sviluppo dal punto di vista. Stiamo parlando di uno degli assetti strategici e turistici tra i più importanti al mondo. Uno dei più importanti sicuramente, cioè Taormina, Sicura, potenziare l'aerostazione esatto. Con questo investimento. Completare il progetto della metropolitana, collegare la metropolitana con l'interscambio ferroviario e potenziare l'interscambio alla rete ferroviaria, come sta succedendo, veramente diventiamo fortemente competitivi. Sicilia orientale, fortemente competitivo, scusami Marco, rispetto a altre realtà sembrano della nostra isola. E se questo lo leghiamo a un network mondiale, globale, siccome la logistica si fa di snodi e di flussi, alimentiamo dei flussi che fino adesso non siamo in grado di intercettare. È tutto in crescita, dice, ovviamente. Allora, la logistica si caratterizza per i network, per i collegamenti, per i legami. Se tu, come ci auspichiamo, condividi questa opportunità con chi ha un network, tanti altri snodi, tanti altri contatti in una dimensione globale, automaticamente i flussi di merci, di persone, le opportunità sono come dire, l'effetto catalizzatore. Noi dobbiamo attrarre investimenti e per attrarre investimenti dobbiamo fare venire le persone che fanno business e dobbiamo fare partire e andare i nostri prodotti finiti e le nostre materie prime o i nostri prodotti semilavorati. Quindi non c'è dubbio che questo diventa un elemento per lo sviluppo economico. Allora siamo in chiusura, poi devo aggiungere qualcosa? No. Volevo dire, tra l'altro poi Catania sarà il secondo aeroporto d'Italia collegato alla metropolitana direttamente dopo Milano, quindi questo è uno sviluppo ancora maggiore. Immaginate il progetto fatto in sinergia con la SAC, con la quale c'è veramente una grande assonanza e sintonia per quando guardi questo punto di vista. Ci arrivano le cose, c'è la gente che fa Torrisi, la gente che fa 2 ore di fila per uscire dall'aeroporto, la possibilità, immaginate il viaggiatore la prossima volta invitiamo anche altri soggetti che possono rispondere su cose che non riguardano noi. No, però diciamo poi danneggia il bene, no? Capisco perché depaupera il bene. Però noi ci siamo attrezzati con i fischietti. Io è chiaro perché la battuta la colgo, ma voglio anche spiegare perché noi siamo abituati a prendere i fischi per tutti. Non è sportivamente corretto, ma abbiamo spalle larghe. Però noi abbiamo rivisto tutta la viabilità dell'aeroporto, abbiamo un rapporto continuo, anche sperimentando cose con il municipio di Catania, appunto col sindaco di Catania, col nuovo comandante dei vigili urbani. Esiste un problema a monte, che è l'uscita dell'asse attrezzato, perché comunque l'asse dei servizi che è quello, e l'altra uscita che è legata al porto dove c'è un caos. Quindi voglio dire, non sto facendo scaricabarile, ci piace soltanto dire che vanno risolte a monte, e non è certo colpa di questa amministrazione, perché è un tema atavico, ma è un tema che andrà affrontato. Una piccola colpa però ce l'ha in chiusura velocemente, questa amministrazione. E di spiegare perché. C'è un blocco totale nell'ingresso a Catania con uno sventurato vigile che fa attraversare le persone in questa bellissima pista ciclabile che hanno fatto, che taglia in 2 la rotonda. E allora per evitare che ma la viabilità della zona aeroporto viene messa in ginocchio anche per questo. Certo, è ovvio. Se tu vai là e vedi questo povero vigile che fa così e blocca gli autotreni, gli autobus, abbiamo voglia tutto il flusso di entrata, a prendere gli arabi con i miliardi. Allora, ma adesso che succederà? Questo proprio veramente telegrafico in chiusura, che sarà giorno 3, che cosa succederà? Arriveranno, si sveleranno, sarà uno show? Alla mezzanotte di giorno 4, quindi alla fine del 3 sapremo quanta gente avrà manifestato il proprio interesse. Io mi auguro
non solo che siano tanti, ma che siano molto validi, perché la prima fase sarà quella della verifica dei requisiti degli stessi, quindi se si presenta la zia Peppina è chiaro che... Insomma, no, ma i paletti sono abbastanza stringenti. Ma questo non significa che la gente non sia fantasiosa e si voglia presentare, quindi daremo tutte le risposte che ci sono state chieste e poi quello che mi auguro è che si dimostri che questo è veramente un forte interesse reale. Io sono convinto che qui non si siano stressate cose mai esagerate, è un asset importantissimo, ma soprattutto quello che è fondamentale è che ci sia, come peraltro ho fatto assieme agli amici che ho avuto la fortuna di avere nei consigli di amministrazione, sempre un percorso chiaro e trasparente. Dica amici, se no poi la critica. No, io sto parlando di amici, altri sono colleghi. Allora, dobbiamo fermarci. Totò! Guardate, Totò è a casa, non si muove. Per non sbagliare, Totò non si muove là nel suo studio. Come non mi muovo? Tu non ti muovere così. Arrivi in tempo, sei puntuale, non trovi traffico, non paghi. A fine giugno sono all'aeroporto. Ah, ecco, allora dai, vignette di oggi in chiusura. Allora, vignette, queste diciamo sono di livello internazionale, perché adesso Trump si è stancato dell'Iran e pensa a Cuba. E quindi ora datemi Cuba, e questo è Riccastro. Riccastro, con l'Havana, il cappellino. Questo chi è? Questo insomma è quello che è successo ultimamente con il ministro di Israele. Della flottiglia, il ministro israeliano Ben Gvir. Pazzo questo, che ha fatto? Che spezza le tavole della legge, dice faccio il mio Dio, insomma tutti quanti un po' si stanno... Prossima vignetta, l'aeroporto. Allora, qua c'è l'aeroporto. Ecco. Allora, l'ampliamento, ammazza che ampliamento sto aeroporto. Gate 3 a 4 km. Due passi, insomma, due passi a piedi. Più comodo. Poi questa c'è un'altra, ecco qua, aumento dei voli. Dice ormai da Fontana Rossa puoi volare in ogni parte del mondo e anche oltre. Guardate i Torrisi per favore, perché inquadrate Nico Torrisi. Allora, l'ultima vignetta la dedichiamo ovviamente così come abbiamo cominciato questa trasmissione all'anniversario di Capaci, della strage di Capaci. Anniversario, siamo ancora capaci di ricordare? E questa è una domanda che ci siamo fatti più volte durante questa trasmissione. Allora, grazie Totò, ci rivediamo la prossima settimana. Ringraziamo la regia, ringraziamo Simone Mazzone, saluto gli ospiti che hanno partecipato a questa trasmissione, l'amministratore delegato della SAC Nico Torrisi, il professore Marco Romano, economista, il direttore della metro di Catania. A me piace più chiamarla con questo termine più moderno. Ferrovie Circumetnea mi ricorda la Littorina, che non c'è più. Che si è evoluta. Che si è evoluta in metro. Grazie Salvo Fiore e grazie ovviamente anche al nostro Antonio Condorelli. Il tema c'è questo dell'aeroporto, vediamo che succederà il 3 giugno, quindi noi ci possiamo rivedere il 4. Il 4. Ci porti anche il prossimo, il più accreditato, insomma. Allora, grazie a tutti, appuntamento al prossimo fine settimana. Noi ovviamente vi auguriamo di trascorrere un fine settimana, quello che resta, nel migliore modo possibile. Alla prossima.